Gli appalti delle Olimpiadi non sono appalti nostri, sono appalti nazionali. Però voglio dire una cosa, in questo paese ormai l'adagio è che dove c'è un cantiere o c'è qualcuno che porta una carriola di Malta, dietro c'è un ladro. Ecco, cominciamo col dire che sono tanti amministratori e tante persone oneste che si comportano, diciamo, con legalità e con fatica portano avanti magari opere che sono veramente difficoltose. Se c'è qualcuno che si comporta male va punito, punto e basta, si inasprisca la legge, ma bisogna tutelare la foresta che cresce, che è fatta di amministratori, di tecnici e di dirigenti che si comportano con correttezza. Grande attenzione alla corruzione viste le grandi opere in atto. Ma direi fondamentale anche il lavoro della Corte dei Conti, della magistratura a 360 gradi, che noi non abbiamo mai interpretato come una controparte ma invece come un compagno di viaggio. Prova ne sia che noi siamo l'unica regione, la prima regione anzi, che a livello nazionale ha dato i collegamenti informatici diretti per poter avere un controllo ancora più immediato rispetto alla qualità della spesa e alla spesa pubblica. Spesa sanitaria in particolare dicono attenzione su quello, ma anche sulla pedemontana. No, la Corte dei Conti si è espressa favorevolmente sulla pedemontana, anzi ha apprezzato anche le attività che abbiamo fatto e penso che in generale dopo tutti questi anni di parifica di bilancio, che è sempre stata la prima in Italia come parifica di bilancio, è sempre stata, diciamo, favorevole alla Regione, penso che dia ancora una volta la dimostrazione che Corte dei Conti e Regione del Veneto hanno sempre lavorato a fianco. Del resto l'interesse comune è quello di tutelare le risorse dei cittadini, i soldi che noi investiamo sono i soldi dei cittadini.